scuole paritarie, non si tratta di sconvolgere gli equilibri attuali. La scelta che è stata fatta sul tema della scuola da parte del Movimento 5 Stelle è quella di dire basta con la serie delle riforme, perché ne sono state fatte tante in questi anni e tutte quante sono state assorbite con fatica dal sistema. E questo avveniva mentre venivano tagliati i fondi alle scuole o venivano elargiti con criteri non razionali. Il punto è adesso basta con le riforme, gli equilibri del sistema li possiamo aggiustare, ma dobbiamo immettere più risorse nella scuola, innalzarle alla media del livello europeo. E questo significa che la priorità è questa, più che riformare gli assetti o andare a toccare le questioni della Costituzione. Sulla formazione professionale, ho detto nel mio primo intervento che molti dei lavori che vi troverete a fare saranno molto diversi da quelli attuali, quindi la formazione professionale dovrà essere molto flessibile, continua, in grado di aggiornarsi. Questo significa che bisogna investire molto in questo settore. In Sardegna ci sono stati alcuni tsunami sulla formazione professionale che nascevano da esigenze magari parzialmente giuste, perché c'erano alcune distorsioni, però sono stati anche indiscriminati. Io credo che occorra reintervenire in termini sempre di crescita del settore, perché è necessario, soprattutto nei territori. Sulla flat tax non è stata rivolta a me la domanda, ma qualcosa la vorrei dire. È un sistema che, essendo piatto, è abbastanza indiscriminato nei suoi effetti e non rispetta il dettato costituzionale. La Costituzione dice che l'imposizione fiscale deve essere progressiva, quindi per fare la flat tax bisognerebbe cambiare la Costituzione. O qualsiasi legge che senza cambiare la Costituzione volesse impattare su questo avrebbe comunque risvolti costituzionali, creando una situazione non facile dal punto di vista giuridico. Io personalmente trovo molto più rispondente alle esigenze dell'Italia il programma dei 5 Stelle, che parla di una riduzione fiscale per tutte le aliquote. È una cosa sostenibile, è una cosa in linea con la Costituzione e non insegue questo sogno che viene dai tempi di Reagan della trickle down economy, che è lo sgocciolamento, cioè l'idea che se si tolgono delle imposte ai ricchi, questi avranno più denaro a disposizione, investiranno di più, ci sarà più lavoro. Data la situazione del sistema finanziario attuale, c'è la corsa ai rendimenti che vengono offerti dalla finanza. Se c'è più liquidità per i ricchi è molto probabile che sia indirizzata alla finanza piuttosto che al lavoro, e in più ci sono sperequazioni e ingiustizie rispetto all'assetto costituzionale al quale teniamo. Credo che il taglio degli stipendi sia un elemento di innovazione. I 5 Stelle, da quando lo hanno introdotto come tema, hanno obbligato tutti quanti a riflettere su questo tema e ci sono state delle modifiche di legge a livello delle varie regioni, a livello nazionale. È stato un costume che è stato introdotto, un'intenzione che secondo me ha avuto effetti molto positivi. Io credo che un parlamentare debba prendere meno di quanto ha preso finora, anche per vivere con i piedi più per terra e sentire più diciamo, il livello di vita normale delle persone. È una questione anche di sanità mentale, perché molti hanno fatto di tutto e sono impazziti per stare al livello di un livello di vita incompatibile rispetto alla vita normale del popolo che si voleva rappresentare. C'è un tema che è stato proposto, quello della seconda moneta nell'euro, compresente all'euro, che è un tema che a me interessa molto. Sono in contatto con diversi economisti, in particolare con il figlio di Silos Labini, di Paolo Silos Labini, si chiama Stefano Silos Labini, che sta promuovendo assieme ad altri economisti una battaglia per i
certificati di credito fiscale, che sono uno sconto fiscale che si ottiene fra qualche anno, ma che nel frattempo sono commerciabili e che quindi diventano facilmente una liquidità che si può immettere nel circuito economico. Sono stati sperimentati in passato in alcuni paesi con diversi livelli di successo. In questa situazione in cui abbiamo una moneta che funziona interamente come una moneta debito straniera, di fatto è questo l'euro, sarebbe un'iniezione di liquidità che non sarebbe contata neanche come debito secondo i principi di bilancio internazionale. Sono sperimentazioni che si potrebbero fare su scala locale per un periodo e eventualmente inserire a livello nazionale. In fondo il Sardex è una forma di sconto che diventa una quasi moneta, in questo caso avrebbe una protezione statale invece molto maggiore e potrebbe essere uno strumento utilizzabile. Su tutte queste cose bisogna lavorare con molta prudenza perché diciamo, l'Europa ha i fucili puntati e noi dobbiamo avere gli strumenti per resistere a quei fucili puntati. Uno degli strumenti è sicuramente la cultura. C'è stata una domanda su quale ruolo debba avere la cultura. In ogni piano di programmazione dei comuni, delle residue province, dei piani Sulcis, di tutte le cose in cui si prevede un investimento per l'economia, la cultura viene lasciata all'ultimo posto, non viene considerata. Invece delle comunità che abbiano un investimento nella cultura sono comunità più accoglienti, che fanno funzionare meglio la società, dovrebbe essere un investimento primario anche nell'ottica di una migliore economia. No, c'è una domanda per tutti, la famiglia. Sì, sulla famiglia, l'idea di famiglia è importante in modo pragmatico. Noi abbiamo un tasso di natalità che è assolutamente incapace di sostituire il tasso naturale della popolazione. Quindi abbiamo una popolazione che invecchia, che è in diminuzione, e abbiamo invece altri paesi in cui questo non avviene o avviene molto di meno. La differenza è data dalle politiche per la famiglia, che significa sostegno per chi ha figli per tutto l'arco della crescita di questi figli, politiche per le donne per conservare bene il posto di lavoro, mentre oggi la donna che deve sostenere la maternità si trova magari la scrivania spinta verso un'altra stanza, e serve invece un sostegno reale che intervenga nel lavoro, nel reddito e sia all'altezza dei bisogni economici di famiglie che vogliono avere un futuro. Ci sono riusciti in Francia, possiamo riuscirci benissimo in Italia. Io non credo. Partecipa, scegli, cambia. Il 4 marzo vota Movimento 5 Stelle con Pino Cabras, candidato nel collegio uninominale Sardegna 3 per la Camera dei Deputati.